Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 15 luglio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina la foto è dedicata ai funerali delle 3 vittime dell'incidente stradale capitato la settimana scorsa a Santo Stefano di Cadore. Giustizia per Mattia, Marco e Maria Grazia, senza rabbia né rancore. Questo il titolo scelto dal Corriere delle Alpi per commentare la foto di un abbraccio dei familiari delle 3 vittime. Spiega il Corriere delle Alpi: mamma Elena piegata dal dolore, incapace di entrare in chiesa. È l'immagine simbolo dei funerali della famiglia di Marco Antoniello, del figlioletto Mattia e di nonna Maria Grazia Zuin, ieri nella chiesa di Sant'Andrea a Favaro, Veneto, con 2000 persone andate a testimoniare la propria vicinanza. Anche dal Cadore la giustizia arriverà, ma seguiremo la vicenda senza rancore né rabbia. Questo il messaggio della famiglia. E il tema viene ripreso anche all'interno del quotidiano, tra le prime pagine: addio a Mattia, Marco e Maria Grazia, silenzio senza dolore. Sono numerose le fotografie che testimoniano l'evento, molto partecipato, come detto. La famiglia, né rancore né rabbia, 2000 persone, un unico abbraccio. La chiesa di Sant'Andrea non è riuscita a contenere tutte le persone che hanno mostrato vicinanza dopo la tragedia. E ancora, sempre per lo stesso evento, la comunità di Santo Stefano stretta alle famiglie colpite. Stiamo soffrendo anche noi. Amministrazione e alpini hanno partecipato a Favaro al funerale. La delegazione ha incontrato i congiunti assicurando sostegno. E poi, per l'aspetto tecnico di questa tragedia, esami e calcoli sulla dinamica dell'incidente. Il pubblico ministero dà 45 giorni per la perizia. L'incarico per la valutazione tecnica ad Andrea Calzavara. L'investitrice resta piantonata in ospedale. Ma passiamo ad altre notizie riportate dal Corriere delle Alpi nella giornata di oggi per quanto riguarda la provincia di Belluno. E sezione provinciale che si apre con una bella notizia, con una donazione all'associazione Cucchini. Fiabane, ancora lui, donati 460.000 euro. La Cucchini ha un nuovo magazzino ausili. Ieri a San Gervasio a Belluno l'inaugurazione ufficiale della struttura che dà risposte celeri alle famiglie dei malati terminali. Zampieri e Toscani, da qui consegniamo carrozzine e letti nel giro di poche ore, e ci sono anche alcune immagini che testimoniano, oltre all'inaugurazione, anche la dotazione appunto di ausili a servizio di chi ne ha bisogno. Associazione Cucchini che nacque nel 1989, ricorda il Corriere delle Alpi, per alleviare le sofferenze. E poi c'è una scheda che riassume un po' la figura, che presenta la figura del donatore di Fiabane che ha reso possibile questo nuovo servizio da parte dell'associazione Cucchini. Umberto Fiabane, re del telecomando e filantropo, uomo del fare, non dell'apparire. I successi con l'azienda di Cinisello Balsamo e le 1000 donazioni. All'ospedale San Martino ha regalato per esempio una PET-TAC da 1,8 milioni di euro. Cambiamo argomento. Segreti e pericoli dell'Alta Via 1 in 95 pagine green. Ecco la nuova guida. È stata scritta da Caterina Zadra per National Geographic. L'autrice: c'è tutto il mio amore per la montagna. Promuoviamo tutte le alte vie, anche quelle meno conosciute. Questo è l'appello di Mario Fiorentini.
Ce ne sono 8, ma non tutti lo sanno. Certamente delle carte molto importanti a livello turistico da giocare per la provincia di Belluno. Oggi non voterei De Pellegrin, stoccata di Carbonio al sindaco di Belluno. Agitazione nella Lega e in tutta la maggioranza per l'analisi senza sconti dell'ex assessore. Sono stato tra i primi a sostenerlo, dichiara Carbonio. Mi auguro che il suo problema sia solo l'inesperienza. E poi, sempre per quanto riguarda Belluno, il vecchio ponte sul Gresal apre ai ciclisti a fine luglio. Sono quasi terminati i lavori di ristrutturazione, manca soltanto la ringhiera per la sicurezza di chi lo attraversa. E a Lambioi concluso l'intervento sulle scale mobili che riprendono quindi piena funzionalità. Addio Arrigo Cadore. Gli alpini bellunesi piangono l'ex presidente. Aveva 85 anni. Dal 2002 al 2012 fu la guida della sezione di Belluno. Per saper comandare bisogna imparare a ubbidire, raccontava. E sempre per quanto riguarda la realtà alpina, il generale Del Favero, Franco Del Favero, a capo della Giulia. Un privilegio per me. Torniamo a Belluno per un tema di carattere culturale, ma anche politico. Pagani Cesa, ex presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti, tagli ai residenti inspiegabili e la Fondazione Teatri ha i soldi necessari. L'ex presidente rivela: Ferrigutti, l'attuale presidente, vuole uno stipendio che non è previsto, lo statuto verrà modificato per questo motivo. Ed eccoci alla pagina di Feltre. Cordonate abbattute e stalli riservati. Ospedale e disabili ora vanno d'accordo. L'ULSS ha recepito le richieste di Loris Paoletti dell'Assi, l'associazione che riunisce gli sportivi con diverse abilità. Parcheggio vicino alla rotatoria per i veicoli delle associazioni. Il commissario Dalben si è attivato, chiesti più posti auto anche vicino al laboratorio analisi del padiglione Gaggia. Mecenate d'arte e musica. La cultura piange la morte di Francesca Guarnieri. È stata lei a fare riaprire il palazzo di famiglia. Le bellezze della città in mano ai giovani. Impareranno a promuovere i musei. Con il contributo della Fondazione Cariverona previsti stage alla Reggia di Caserta e allo Stibber di Firenze. Da Pradelmoro in birreria. Oggi è la festa del gravel, della bicicletta, per oltre 400 partecipanti. Niente classifiche, solo passione per le due ruote. E siamo sempre nella zona del Feltrino, per la precisione in comune di Santa Giustina. Formegan, martedì inizio lavori, rotatoria e limite a 30 all'ora. Il sindaco Minella lamenta l'assenza della prefettura nella pianificare gli interventi. Sarà doppio senso unico, il traffico in direzione Feltre transiterà per la via nazionale. Si tratta dei lavori relativi al cantiere per rafforzare, per sistemare il cavalcavia lungo la statale 50. Sospirolo. Colmolin, un privato paga l'illuminazione, il comune risparmia 55.000 euro. Apportata la variazione al bilancio per stornare la spesa, i fondi saranno dirottati su altri interventi in previsione. Holding rifiuti, il consiglio comunale di Borgo Valbelluna dà il via libera all'unanimità. La minoranza non vuole che BIM GSP acquisisca Dolomiti Ambiente. E da Limana, strade comunali dissestate, la minoranza va all'attacco.
e siamo a Ponte nelle Alpi. Rotatoria e accesso alla A27, investimento da 1,2 milioni. Parte il progetto per un nuovo svincolo verso l'Oltrerai e per l'innesto autostradale. Il sindaco Vendramini, un tassello fondamentale per la viabilità della provincia. E sempre da Ponte nelle Alpi, corso affreschi il 22 e il 23, le prossime lezioni. Linee media tensione, avviato il progetto per il potenziamento e distribuzione, società dell'Enel, del gruppo Enel, al lavoro sul territorio di Livinallongo, 6 nuove cabine e l'interramento di un tratto, 10 nuovi pannelli per illustrare i siti di maggiore valenza di Agordo. I testi anche in inglese, un QR rimanda poi al sito del comune. E sempre da Agordo l'azienda consortile Asca in cerca di infermieri. Siamo a Cortina, il comune la spunta. Entro breve gli uffici torneranno ad assumere. Approvato l'emendamento all'articolo 39 del decreto legge 75, in ottica Olimpiadi potrebbero servire almeno 10 persone. Quasi pronta la bretella per bypassare il ponte di Vallesella in comune di Domegge di Cadore. E sempre dal Cadore, domani la commemorazione dei caduti sul Monte Piana, appuntamento al Rifugio Bosi, ritrovo alle 10:30, la Santa Messa alle 11. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. In prima pagina, anche in questo caso, l'immagine dei funerali delle vittime dell'incidente stradale della settimana scorsa a Santo Stefano di Cadore. Le lacrime di Santo Stefano ai funerali delle 3 vittime. Questo il titolo del Gazzettino a commento della foto. Il tema viene poi ripreso nelle pagine 2 e 3 con tante immagini e 2 titoli in particolare. Alice, lettera al fratellino. Mattia, la vittima di 2 anni, ora gioca libero. La mamma sopravvissuta durante il funerale ha letto un testo scritto dalla figlia al piccolo travolto e ucciso con papà e nonna mentre passeggiavano a Santo Stefano. Scusate. Lacrime agli occhi e un nodo alla gola. Il sindaco Meneghetti ha preso parte con la vice sindaca e assessore alle esequie, sindaco di Santo Stefano di Cadore, commozione al passaggio della bara bianca lungo le navate della chiesa. Confindustria isolata nell'adesione al Pride, in programma oggi a Belluno. L'apertura degli industriali alla manifestazione in difesa dei diritti LGBT non fa scuola. Da Confartigianato a Confcommercio il diktat è un no comment. Il benefattore Schivo dona $500,000 per dare un aiuto ai malati oncologici. Inaugurato ieri il magazzino che custodirà gli ausili, finanziato in parte dalla Associazione Cucchini. Una targa ringrazia il donatore Umberto Fiabane. E poi addio all'Alpino del Canto, presidente emerito dell'ANA, Arrigo Cadore. Migranti, scatta l'emergenza abitativa. Previsto l'arrivo di oltre 250 unità in provincia, ma i sindaci non ci stanno e il prefetto convoca un tavolo urgente con la protezione civile. L'ultimatum, incontro necessario per condividere soluzioni estreme che potranno avere forti ricadute sul tessuto sociale. Dei 61 amministratori convocati ieri se ne sono presentati solo 30 e senza dare le risposte attese sull'accoglienza. Palazzo dei Rettori, la prefettura, si rivolge anche a Confindustria oltre che a Caritas e Diocesi per trovare soluzioni.
Ed eccoci a Feltre, omaggio ad Altan, l'autore del drappo protagonista in città. Domenica 30 luglio all'Officinema verrà proiettato un docufilm legato alla carriera del grande maestro che ha realizzato appunto il drappo del Palio. La cultura feltrina è in lutto, morta Francesca Guarnieri. Poetessa e fotografa, era la proprietaria dello storico palazzo in centro a Feltre. Ospedale di Feltre più accessibile, accordo tra ULSS e Assi. Il presidente dell'Assi, Loris Paoletti, il problema principale è quello legato ai parcheggi per le persone disabili. Cavalcavia a Formegan, demolizione al via. I lavori per l'abbattimento e la ricostruzione del viadotto sulla statale 50 inizieranno martedì 18 luglio e dureranno fino a novembre. All'incontro con i cittadini il sindaco Ivan Minella ieri sera ha spiegato che la viabilità verrà modificata e divisa in due. In quel tratto ci sarà una corsia a senso unico sul cavalcavia e un'altra sarà sulla viabilità alternativa. Feltre, promozione della cultura, il comune pensa ai giovani. Il vice sindaco Claudio Dalla Palma, un'occasione preziosa che in molti coglieranno. E allo stadio di Feltre, Zugnitauro, 4 calci per la vita. Oggi sfida con finalità sociale a favore della Birona. Si sfideranno 8 squadre provenienti dalla provincia, ma anche dall'intera regione. E ancora da Feltre la Dinamo in festa tra sport ed arte. Questa sera finale del campionato italiano di tiro alla fune, 680 kg. Incrocio Oltre-Rai Alemagna in comune di Ponte nelle Alpi. Entro il 2024 nuova rotatoria. ANAS conferma al sindaco l'impegno di avviare l'opera di messa in sicurezza. L'intervento costa 1,2 milioni di euro. A settembre via al bando per il progetto. E da Sedico, Rio che esonda, case a rischio. De Paris della opposizione denuncia. Il consigliere è deciso a risolvere la criticità presente al Boscon. Partigiani trucidati da nazisti nel 1944, commemorazione al ponte di San Felice al confine tra i comuni di Sedico e Trechiana. Domani il ritrovo alle 8:30 con l'intervento di Francesco Bianchi dell'Isbrec. Suonerà la banda di Lentiai. Alice nella città, eventi e spettacolo a Sedico. Si parte con l'acrobata dell'illusione. Decolla il calendario messo a punto dall'assessorato. E siamo a Cibiana di Cadore. Pandolfo tace davanti al GIP e non chiede domiciliari. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Arti in bilico al centro astronomico, rassegna teatrale al via oggi ad Arson di Feltre. L'attore e ideatore Roberto Fauro abbiamo cercato di diversificare per venire incontro ad ogni esigenza. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.